Presidente della Regione, signora Sindaco, autorità, signore e signori, ragazzi presenti. 100 anni fa, il 24 maggio del 915, l'Italia entrava in guerra. Truppe non sempre preparate e armate in modo adeguato varcavano il confine. Vi era nei vertici politici e militari la convinzione che l'intervento sarebbe stato di breve durata. L'apertura di un nuovo fronte a sud, era la previsione, avrebbe rapidamente costretto alla resa l'Austria-Ungheria. Già il 21 giugno, giorno del primo attacco generale, la speranza di trasformare la guerra in una passeggiata a Lubiana si dimostrerà illusoria. Benché inferiori per numero, le truppe austro-ungariche resistevano tenacemente. Nei primi mesi di guerra, l'esercito italiano, che ha scritto in quegli anni pagine gloriose, perse la sua parte migliore, gli effettivi e i volontari, i più addestrati e i più motivati. Ben presto ci si rese conto che anche sul fronte italiano il conflitto avrebbe preso, come nel resto d'Europa, la forma della guerra di trincea. Se ogni assalto, parola così temuta dai soldati, si realizzava una carneficina, la vita nelle trincee, così realisticamente descritta nei diari e nelle lettere dei soldati, non era un sollievo. Fango, pioggia, parassiti, malattie e quelle attese lente e snervanti per il rancio, per la posta, per il cambio, ovvero inesorabilmente per un nuovo assalto, di cui esito difficilmente avrebbe risolto le sorti della guerra, ma sarebbe stato decisivo per le sorti personali di migliaia e migliaia di uomini. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, ha scritto allora dal fronte Giuseppe Ungaretti, che era un fantaccino, fissando in versi stupendi il senso di precarietà che regnava al fronte, che si viveva nelle trincee. Com'era diversa, alla prova dei fatti, quella vita di guerra dal sogno luminoso di gloria, dal mito della vittoria vagheggiati da intellettuali e poeti nei mesi precedenti l'entrata in guerra. Non vi era bellezza tra le trincee, vi erano orrori e devastazioni. Lo aveva ben intuito Renato Serra, spirito nobile di uomo e di letterato, partito volontario e morto su Podgora. Serra scriveva: «Non c'è bene che paghi la lacrima pianta invano, il lamento del ferito che è rimasto solo, il dolore del tormentato di cui nessuno ha avuto notizia, il sangue e lo strazio umano che non ha servito a niente, il bene degli altri, di quelli che restano, non compensa il male, abbandonato senza rimedio nell'eternità». Eppure, in questo universo fatto di fango, di sofferenze, di stenti e di morte, migliaia e migliaia di soldati dell'una e dell'altra parte sopportarono prove incredibili, compirono atti di grande valore e di coraggio, di grande coraggio, e gesti di toccante solidarietà. Siamo qui per rendere loro onore, per ringraziare ancora le nostre forze armate, per rendere onore a tutti coloro che in questi luoghi, in queste trincee, patirono, soffrirono e morirono. E compirono gesti di grande valore e di grande coraggio. La logica crudele della guerra non riuscì a piegare il senso di fratellanza, di amicizia e di umanità. L'odio per il nemico non prevalse sulla pietà. I soldati italiani, in maggioranza contadini, provenienti da storie e da regioni diverse, scoprirono per la prima volta nel senso del dovere, nella anche silenziosa rassegnazione, nella condizione di precarietà, scoprirono l'appartenenza a un destino unico di popolo e di nazione.
Molti di loro, forse, non riuscirono mai a comprendere le ragioni di quella guerra, ma nell'animo di tutti rimase scolpito, accanto alle ferite, il senso di aver partecipato a un evento di importanza fondamentale per la vita della nazione. La coscienza nazionale, prima appannaggio ristretto di elite intellettuali, si allargava e si consolidava tra il fango delle trincee. Se nel 14 l'Europa si era trovata in armi quasi per un fatale e incontrollato susseguirsi di avvenimenti, il nostro paese faceva in guerra ingresso nella prima guerra mondiale dopo un anno di trattative su 2 tavoli. La scelta ebbe grandi conseguenze, alcune delle quali allora difficilmente immaginabili. Dopo quella guerra nulla fu uguale a prima. Il terribile conflitto che flagellò l'Europa per 4 anni disgregò imperi, depose regnanti, abbatté antichi confini, fece nascere nuove nazioni, cambiò radicalmente mentalità, sogni, consuetudini, linguaggi. La guerra fu anche quella guerra un grande fattore di modernizzazione industriale, scientifica, sociale, ma mai crescita di modernità fu pagata a così caro prezzo. Da un punto di vista umanitario fu una carneficina, vi persero la vita 10 milioni di militari e un numero indefinito di civili. Vi furono milioni di feriti e di mutilati, vennero distrutte economie fiorenti, vi furono lutti, devastazioni, fame e miseria. Sul piano geopolitico le sue conseguenze, anzitutto i trattati di pace troppo duri, costituirono i presupposti per nuovi e ancora più tragici eventi in Europa e nel mondo. Ci troviamo qui, sul Monte San Michele, in rappresentanza del popolo italiano e in memoria dei combattenti e delle vittime di tutto il conflitto, per rendere loro onore, per ricordare queste sofferenze e il desiderio di pace. Questo è il significato dell'esposizione del tricolore in Italia in questa giornata. Sono oggi qui con noi gli ambasciatori di nazioni e popoli i cui soldati allora combattevano e morivano sul fronte opposto: l'Austria, l'Ungheria, la Slovenia e la Croazia. Oggi siamo popoli e nazioni legati da saldi vincoli di amicizia e di collaborazione e dal comune futuro europeo. Li ringrazio per la loro presenza, che spiega al meglio il senso di questa celebrazione nel modo più autentico, mettendo in evidenza l'aspirazione che ogni uomo nutre per la pace e per la fratellanza. Questo luogo, il San Michele, è un luogo sacro. Su questa altura di quota modesta, ma di straordinaria importanza strategica, si tennero furiosi combattimenti tra le truppe italiane e quelle austro-ungariche. I soldati l'una e dell'altra parte combattevano e morivano valorosamente per la conquista e la difesa di pochi metri di terra, avanzando e arretrando di continuo. La distanza tra le trincee nemiche era qui ridottissima, si poteva sentire il nemico parlare e respirare. Ogni metro di questa altura, il gigante vestito di ferro è costato prezzi altissimi per entrambe le parti. Lo testimonia questo museo qui eretto. Scriveva, a proposito del San Michele, il sottotenente Luigi Passeri del 48° Reggimento Fanteria in una lettera ai suoi familiari: quando penso che questo monte sarà conquistato a palmo, loro sopra e noi sotto, e che siamo arrivati fino a presso le cime. Ogni elemento di trincea, ogni linea è stato preso e ripreso mezza dozzina di volte in assalti feroci. Su questo piccolo colle si è consumata una delle tante tragedie della guerra. Oggi gli alberi, la vegetazione hanno ricoperto le ferite che il conflitto aveva inferto al paesaggio, ma sono occorsi decenni. Per molto tempo questi luoghi, spogliati e devastati alla furia delle artiglierie, conoscevano con difficoltà la primavera. Ovunque da qui volgiamo lo sguardo,
dalla cima del Monte Nero ed oltre fino al Rombon, al fiume Isonzo, all'altura del Carso, per arrivare a Monfalcone e al mare, possiamo osservare e riconoscere cime, vallate, luoghi che un tempo furono tristemente famosi, teatro di tante durissime battaglie. Quanto sangue versato e quanto dolore in questi luoghi. È passato un secolo dall'inizio della Grande Guerra. Per l'Italia è passato un secolo, per altri un anno di più. La ricerca storica ha scandagliato a fondo tutti gli aspetti di quel tremendo conflitto, le strategie militari, le responsabilità della politica e della diplomazia, la propaganda, il contributo degli intellettuali, l'industria degli armamenti, l'economia di guerra. Più di recente si è data voce, attraverso la pubblicazione di epistolari di diari, agli anonimi fanti trincea, talvolta semi-analfabeti, alle loro speranze e alle loro paure. Si è messo in luce il contributo delle donne rimaste a casa, a vegliare sui figli, o andate in fabbrica o nei campi a sostituire i mariti che si trovavano al fronte. La prima guerra mondiale è un campo sterminato di ricerca. Ci sono capitoli ancora da approfondire. Pensiamo alle sofferenze delle popolazioni del Friuli e del Veneto durante l'occupazione dopo Caporetto, all'altra guerra, quella delle minoranze italiane dell'impero austro-ungarico. 100.000 trentini e giuliani spediti a combattere contro i russi nelle terre lontane di Galizia. Pensiamo a tante decisioni che sono state assunte durante la guerra. Non dobbiamo avere paura della verità. Senza la verità, senza la ricerca storica, la memoria sarebbe destinata a impallidire. Le celebrazioni rischierebbero di diventare un vano esercizio retorico. In Italia, nonostante sia passato un secolo, la memoria di quella guerra, la Grande Guerra, è ancora sentita e vanno ringraziati onor caduti le associazioni che tengono viva la memoria di tanti luoghi che è bene ricordare, perché lì si è spiegata con grande valore e con grande impegno l'attività del nostro esercito, delle nostre forze armate. Non c'è comune, per piccolo che sia, che non abbia il suo monumento ai caduti. Non c'è famiglia che non abbia una storia da raccontare o da tramandare. Rivestono grande significato i tanti progetti di ricerca su quegli anni di guerra impostati e realizzati da giovani studenti. Il ricordo di tanto sacrificio non deve sbiadire. Le sofferenze, alte e atroci, inflitte e ricevute, non devono essere rimosse. Il conflitto 14-18 fu una tragedia immane che poteva essere evitata. La guerra, ogni guerra, porta con sé sempre sofferenza, distruzione e morte. I caduti di ogni nazione, di ogni tempo, ci chiedono di agire con le armi della politica e del negoziato, perché in ogni parte del mondo si affermi la pace. Si tratta il modo più alto per onorare, autenticamente commossi, il tanto sangue versato su queste pendici martoriate. E questo è il monito severo e accorato che tutti avvertiamo qui, sul San Michele. Viva l'Italia, viva l'Europa unita!